Claudio Renai, capitano, abbiamo fatto 2 chiacchiere prima, il palio non è arrivato neanche quest'anno per te, però mi parlavi di una grande fiducia e anche rispetto per la tua contrada, ti sono stati sempre vicino. Sì, diciamo che comunque la scelta del Fantino comunque è stata giusta e ci sono le elezioni e se ricorrò votato e comunque sarò capitano, comunque la fiducia che c'è stata verrà comunque riconvalidata per il presidente. Sicuramente la mia scelta è quella, perché comunque ha dimostrato come Fantino, come persona di essere valida e tenere sempre colori che porta, al di là che sia Fantino. Sì. Per noi, per me, ha fatto una bella corsa, comunque nelle vede possibile, anche avendo davanti un cavallo che negli ultimi 2 anni e mezzo ha vinto qualsiasi palio, quindi voglio dire, paragone importante, siamo riusciti a fare una corsa degna di nota, il Fantino ha onorato i propri colori, quello della nostra contrada, per me questo è degno e comunque di poter dare fiducia alla persona che abbiamo votato. Ora il nome non l'hai detto, lo dico io, Giuseppe Zed, che però la tua capitaneria, a te innanzitutto come capitano hai lasciato un segno in questo palio almeno ad oggi, che è quello di un passaggio di cambio. Giuseppe Zed era conte del Coro, è venuto un castello e... Il cambiamento è stato importante, significativo, comunque la capitaneria di Castello negli ultimi 4 anni è stata sempre forte di cambiamenti, perché comunque diciamo dall'anno scorso ha portato i cambiamenti in quello che è stato il corso e il percorso dei palli di Biancastagnaio. Quindi comunque scegliere un Fantino, al di là del nome, delle caratteristiche, di quel che si voglia, non è mai successo a Biancastagno, o difficilmente al di là di infortuni e cose gravi, e non per malvoler del Fantino che avrebbe dovuto montare il castello, proprio scelte comunque strategiche, quello che riguardano la corsa e la capitaneria. Il significato che comunque il percorso dei pali di Castagnaio, comunque le scelte tattiche e strategiche di una contrada o capitaneria sono evolute come il percorso che farà comunque il palio. Per noi è stato importante, significativo comunque per il palio e non ci fermiamo in questo, perché comunque per l'importante è vincere. Le nostre scelte comunque sono sempre ponderate e non comunque dovute alla chiacchiera o a quel che si voglia che possa contornare comunque un palio. La voglia è quella della contrada, una contrada che ha voglia di dimostrare, di essere d'esempio in tutti i suoi aspetti, in tutte le sfaccettature che riguardano la contrada, quindi anche la capitaneria è portata a dimostrare e a voler cambiare quella che è la storia in questo momento. Comunque anche essendoci cavalli più forti bisogna puntare ai voleri della contrada. Questo vuole la contrada e questo io riporterò fino all'ultimo mio giorno da capitano. Stai aprendo un discorso, ci porterebbe veramente all'infinito, ho voluto tanti tagliare altri discorsi, ma chi vuol capire l'ha capito, sta lanciando anche un messaggio alla tua ma anche alle altre contrade. Certo, la volontà e anche all'amministrazione. Certo, la volontà è di migliorarsi e è giusto migliorarsi. Anche con modifiche importanti, no? Un paese forte, le contrade sono in grado di poter fare cose grandiose, però c'è bisogno di volontà e di sostegno. Penso che ci invidiano molti paesi, molte amministrazioni e è l'ora di poter cambiare e sostenere il volere delle contrade e del paese.